La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato conti correnti e beni immobili riconducibili ad una società che gestisce impianti radiotelevisivi e ai suoi amministratori un 57enne e un 30enne, entrambi di Ponso. Entrambi sono a giudizio nell'inchiesta della Procura di Rovigo per frode in pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni del comune di Baone e del Parco Colli Eugani. Nel mirino è finito un raggruppamento temporaneo di imprese che ha ottenuto in affidamento per 60 anni la gestione del ripetitore sul Monte Cero, a cui sono agganciati gli impianti di ripetizione radiotelevisivi. Il contratto con i due enti pubblici prevede il versamento di un canone annuo e, da quanto emerso nelle indagini, i due imputati avrebbero omesso di versare al comune di Baone e all'ente Parco Colli oltre 290.000 euro di canoni riscossi. Inoltre, con la complicità di due funzionari pubblici che risultano al momento indagati per abuso d'ufficio, avrebbero emesso fatture false per 200.000 euro, evadendo 60.000 euro di imposte. In una nota, la società in questione ha rivendicato la correttezza del proprio operato e si dice pronta ad impugnare il provvedimento.